Io adoro le parole che hanno un significato nella lingua italiana e un significato diverso nella lingua napoletana, a volte addirittura contrapposto. Una di queste, per esempio, è appiccicato. In lingua italiana si sono appiccicati, vuol dire si sono incollati, si sono uniti saldamente. Invece in lingua napoletana chi le si sono appiccicati significa che si sono divisi, si sono divaricati, si sono proprio separati definitivamente. Un'altra parola che ha un significato diverso è la parola mazzetta. La mazzetta in napoletano, come devo dire, è la mancia, la regalia, il gesto di liberalità, ecco, che si fa nei confronti del portiere del palazzo, del cameriere. Ecco, viceversa, in lingua italiana la mazzetta è una cosa assolutamente legale, illegale, è il frutto della corruzione, è la bustarella, quella che si dava al politico corrotto, ecco. Una cosa quindi completamente diversa, anche se in napoletano c'è una parola simile a bustarella, ma è nata cosa, è ambustarella, l'amposta, sì, che è quella grande marenna che si fa nei napoletani, solo che invece di metterci i soldi come alla bustarella, noi a Napoli nell'ambustarella ci mettiamo fette di salame e di formaggio. L'etimologia della parola mazzetta, intesa come regalia, come mancia, in realtà è un'etimologia incerta, forse era quel premio, forse era un mazzetto di fiori o di verdure che si dava come ringraziamento per un piacere ricevuto. Anche al maschile in realtà la parola mazzetto ha un significato diverso fra italiano e napoletano. In italiano il mazzetto di fiori, insomma. In napoletano invece o mazzette è quel piccolo fascio di ortaggi che si va a comprare dal verdumaro, insomma, che viene legato da un legaccio vegetale. Vi ricordate? Serve per fare il brodo vegetale. A mazzette, quindi cerata a mazzette in lingua napoletana, quindi è un gesto volontario e trova vari sinonimi. Aralia, che in italiano sarebbe la regalia, insomma, cerata a realia, cerata alla busk, che insomma è quella piccola mancia che si dà o guardaport nei giorni di festa, anfert, sì, che in pratica è la mancia, l'offerta che veniva data per esempio alla Madonna dell'Arco quando c'erano i fuyenti, vengono i fuyenti ancora a fare la cerca, no? Questa colletta che poi si porta davanti alla Madonna dell'Arco. Un altro sinonimo è o sottamana che è quella regalia, quella mancia data di nascosto senza che nessuno veda niente. È sempre un problema determinare l'importo della mancia, si rischia di essere giudicati, ecco, dal popolo, da chi riceve la mancia. Quando per esempio la mancia è inadeguata, il napoletano dice cafat, alla fine mi ha pisciato in mano, per esempio. Oppure o parrucchiano se ne asciuga che fiurella, ecco marate, il fiurella. E come staranno? Frummelle. Le frummelle sono i bottoni, qualcosa che proprio non ha nessunissimo valore. Oppure sempre un altro sinonimo è ma come staranno con l'ardo in da figura? Il lardo nella figura ha un riferimento semantico a quel lenitivo, a quella pomata, a quell'anzogna che veniva dispensata dagli antoniani all'interno di una figurella di Sant'Antuono Abate e serviva per curare appunto le nire e i fastidi dell'herpes zoster o l'ardo in da figura. Ma che buttato l'uosso cane? E quando veramente tu mi ricompensi in maniera talmente insufficiente mi stai regalando una cosa che in alternativa avresti buttato. Ma che ti pensi? Che stai mangiando l'osso cane?